Aspetto perché è una live improvvisa e non so se quando vado live da cellulare, poi verticale, una bella live più verticali come l'Inter di quest'anno. Aspetto, appena arriva il primo like, ecco, è partita la vostra notifica, adesso arrivate e le cose sanno a prima, ecco il primo like. Lasciate like con fiducia perché ama faticare. Allora, live tutto il match. No, Riccardo, non lo posso proprio fare. Devo... Saluti dalla curva B, grande Davide. Ciao fra videos. Hey mate. Alan. Allora, ti saluto fra videos. Ti ho salutato, esatto. Vi mando un bacio prima di tutto. E metto le mani avantissimo perché poi uno le cose le deve dire prima, non potendo andare live dopo, però ci sarà il video di commento a caldo. E volevo commentare insomma questa formazione perché c'è Neres in attacco, quindi falso 9, le indiscrezioni che erano arrivate sono giuste, quindi gli spifferi esistono e ci hanno preso. Uè Nicola! Lucca perso, Beukema pure, Langa le valigie. Io come faccio a... Allora... bravo, faranno i cross senza Lucca. No, più che altro... Allora, la prima considerazione è che è una brutta bocciatura per Beukema. Perché se il discorso di Neres, se ti va bene, può anche avere un senso perché tu dici non gli do punti di riferimento, Acerbi è uno che se gli dai la punta grossa lui lo marca e magari lo annulla, è capitato varie volte, e quindi io posso anche accettare la scelta tattica, proprio una scelta tecnica di avere un giocatore con caratteristiche completamente diverse che magari gira per il campo e può aprire degli spazi se Acerbi segue a uomo. Quindi la questione di Neres non mi fa impazzire, però lo posso pure capire. Ma se tu metti Buongiorno e Juan Jesus in difesa, entrambi mancini, non è l'ideale. L'abbiamo visto Buongiorno quando è entrato pure in Champions in zona destra, poi va in difficoltà col mancino. Lì è una brutta bocciatura per Beukema e io spero che insomma non ci siano io penso che Beukema è un ragazzo molto tranquillo che è venuto per giocarsi le sue carte, non penso che abbia fretta di essere subito titolare inamovibile, si sarà fatto un discorso. Però è un segnale che manda Conte, cioè lui non si fida di Beukema in questo momento, perché delle difficoltà l'ha dimostrate, però caspita, cioè la mia considerazione è caspita. Juan Jesus, buongiorno, pure non sta in grande forma, Io non dico Juan Jesus Marianucci, perché poi siamo alle solite, mietta Marianucci contro al Milan, eccetera, eccetera. Quindi come si muove Conte va incontro a delle critiche preventive giustificatissime secondo me, perché tutti abbiamo dei dubbi poi su come possa andare la partita. 3-5-2 mascherato, Fabio, sì, ma tutte le formazioni che metti possono essere 3-5-2 mascherate, senza alcun dubbio. Dobbiamo vedere come la scrive il Napoli, perché poi ho visto le formazioni, diciamo, da siti non ufficiali, non dal sito del Napoli. Se il Napoli la scrive Di Lorenzo, Juan Jesus, buongiorno, diciamo così, con Politano a tutta fascia, il che Conte ha detto pure che non lo convince più di tanto, Spinazzola dall'altra parte a tutta fascia, potrebbe essere. Ma poi chi sono le due punte? Cioè, stai mettendo Neres e McTominay, per esempio? Potrebbe essere 3-5-2 con McTominay punto di riferimento magari, oppure entrambi che si muovono tra i tre difensori e un centrocampo a tre più normale con De Bruyne, Gilmour e Anghissà. Potrebbe essere, lo vedremo subito. Però voglio dire, io spero che si sia avuto insomma il tempo di provare queste cose. Queste sono cose che è difficile improvvisare, non l'hai fatto mai, nemmeno in precampionato, e se già noi abbiamo avuto delle difficoltà
a, a gestire la punta diversa, con caratteristiche diverse, certo non puoi fare più il lancio lungo di Milinkovic-Savic, se non lo devi fare su McTominay. Potrebbe essere che McTominay in avanti, io ho detto di no a chi me l'ha chiesto, McTominay punta, perché non voglio perdere quelli che sono i suoi inserimenti, cioè lui arriva da dietro e si inserisce. Se lo metti già punta, già in quella zona, non lo so. Però come tutte le cose, può funzionare se funziona, nel senso che lo scopri dopo se funzionerà. Babbi, come in, no problem, no problem. We're live all of a sudden. The Babbi. Ciao amici. Ciao amici, vedi? E quindi vediamo cosa succede, perché tutto può funzionare se funziona, e a posteriori poi Conte sarà un genio o un pazzo, è inevitabile. Però è un peccato perché con l'Inter puoi perdere, io l'ho detto, che puoi perdere anche in condizioni di normalità, quindi può essere anche una buona idea che però non funziona perché l'Inter magari sta più in forma ed è più forte, e poi si dirà ovviamente ma perché fate questo, eccetera, eccetera. Quindi si sta prendendo un bel rischio Conte, e sicuramente lo può fare dall'alto della sua credibilità, però io lo leggo il malcontento generale, quindi veramente si sta prendendo una bella responsabilità. Io lo dico prima, perché bisogna dirlo prima, come opinione non lo avrei fatto mai, perché se poi hai anche, cioè non solo Lucca che perde un pochino di quella fiducia in se stesso, perché dice caspita, mette Neres pur di non mettere me, e se la volevi giocare una chance, se Højlund è infortunato, capiamoci, non mi parlate di affaticamento, perché si parla di infortunio a questo punto, voglio capire perché. Se quello era pronto, no, non vogliamo forzare, ce lo portiamo, però evitiamo di forzare, eccetera, eccetera. Sono cose più importanti, come Rachmani. Fateci capire che cosa sta succedendo. Un pochino hai mortificato Lucca, un pochino hai mortificato Ambrosino, perché dice Lucca non ti convince, e ce l'hai un'altra punta, è Ambrosino, e invece no, Neres. Automaticamente stai un po' mortificando anche Lang, perché scegli Neres e Lang pure dice nemmeno una chance da falso 9 mi puoi dare, ma qua lo sappiamo che Conte in questo momento preferisce sicuramente Neres, ma ripeto, tatticamente, tecnicamente potrebbe anche essere un'idea valida, però quella di Beukema è abbastanza pesante da digerire. Doppio centrale, mancino. Vabbè, leggo un pochino. Fosse solo per non fare riferimenti col falso 9, in difesa servono certezze. Conte's got mail. Se funziona, he got mail. Oh, your nails got mail. Basta. Basta così. No, she got mail. Look at that. Look at that. Beautiful. Very Halloweeny. Very Halloweeny. E insomma, sì, buongiorno centrodestra, per non mettere in difficoltà Juan Jesus sul centrodestra, magari gioca buongiorno di là sperando che abbia meno difficoltà. È un po' interessante. Ricordo che una volta intervenuto a OCV Sport, mi sembra strano che continua a chiamare gente. No, non sono mai intervenuto, Massimo, a OCV Sport. Continuano a chiamare gente nel Napoli solo che non spiegano i dettagli, non sono mai intervenuto là, non mi hanno mai chiamato, non sono proprio il loro target. Loro vogliono gli urlatori, quelli che fanno i click, che dicono cose esagerate. Si sono presi a volte dei miei contenuti, questo sì, e ci siamo incrociati in un altro momento con altre cose, ma non era non sono andato sui canali loro. Si difende a 3, va bene. Questa cosa di Neres falso 9 segna alla fine di Lucca. Conte non vuole farci cacciare, è semplicemente confuso, inizia a urlare. Hai ragione. Guarda, ti dico una cosa, Betfag, ogni tanto mi viene
è un'idea, secondo me, che potrebbe anche non funzionare, perché tu devi essere credibile anche come urlatore. Si vede quando se uno poi lo fa forzatamente. Però alle volte mi è venuto in mente dire fare finta di essere uno di quei personaggi là per avere un pochino più di reach, cioè di arrivare un po' più virale, e poi una volta guadagnato nuovi spettatori che capitano sul canale perché ho fatto quei tipi di contenuti là, poi li frego con un'analisi precisa, a bassa voce, eccetera, eccetera. Ci ho pensato, non voglio però rovinare il canale YouTube, che è bello, mi piace come stile completo. Potrei fare il personaggio idiota dicendolo a voi della community, voi lo sapete. Sto facendo il personaggio idiota magari sui mini social, così lì succede un pochino di condivisione, eccetera, eccetera. Poi se vengono a vedere i contenuti lunghi è completamente un'altra cosa, ma non credo che riuscirò a farlo, serve uno stomaco. Che poi ti insultano e fanno bene a insultarti. Vabbè, spero che prevalga l'amor proprio. Don Franco. KDB. No, vabbè, Tore, Fabio sta andando ovviamente oltre qualsiasi cosa famo, è una questione. Fare 4-3 semplice come l'anno scorso, Neres e Lang ai lati con una punta, McTominay si inserisce, diventa un 4-2-4 con le ali che si allargano, semplice, chiaro, pulito. Sì, devi a quel punto però rinunciare a un De Bruyne, e in questo momento non credo che sia giusto farlo nemmeno. Speriamo, Marco. Ah, tu dici LFFM Music, dice non è Neres Fassoneve ma KDB. Può essere. In quel caso risposti McTominay a centrocampo, quindi con il 4-3 più logico, con McTominay a centrocampo, Neres esterno sinistro perché c'è Politano e De Bruyne falso 9. Può essere, ecco, quello lo ha fatto in fase di emergenza assoluta. Secondo me lo perdi un pochino, però De Bruyne ha dimostrato di avere l'intelligenza calcistica, l'esperienza di poter fare anche quello. Lo perdi in mezzo al campo e serve dare una mano anche a Gilmour, però vabbè, vediamo, manca poco e lo scopriremo. Fadant è proprio quello di cui stavamo parlando. Io di base non sono d'accordo, non sono I'm not thrilled by the... Ho detto bene, thrilled? I'm not... Non sono eccitatissimo dall'idea di aver di bruciare, bocciare sia Lucca che Beukema, sia Lang, un po' tutti. Blocco basso e scavalcare anche, però poi scavalcare lancio lungo su Neres piccolino in mezzo a loro, non lo so. Una cosa è certa, se tu metti un falso 9, perché poi ricordiamo l'equivoco di fondo. Mertens, falso 9, fino a un certo punto Mertens era un 9 vero, perché poi finiva prima punta e giocava e segnava da finalizzatore, così, un 9 piccolino. Ma non è che se sei più basso sei meno 9. Inzaghi era 9. Lo stesso Beppe Signori all'epoca, che era piccolino, giocava da 9. Quindi il falso 9 è quando lo fa Messi, per esempio, che gioca da punta in teoria, ma non viene in mezzo, viene addirittura a centrocampo, quindi tu lasci proprio un buco, è lì che c'è il falso 9, e in quel buco si vanno a inserire poi gli altri, gli esterni o i centrocampisti. Dobbiamo capire se lo fa Neres, se viene in mezzo al campo è un conto, e allora è il falso 9, se invece gioca lui da punta, con caratteristiche diverse, la chiave è che devi giocare palla a terra. Quindi più che la formazione, gli interpreti che poi cambieranno l'assetto, è capire qual è il piano gara che vuoi fare. Meno lanci di Milinkovic-Savic, posso immaginare, oppure se fai lanci devi aggredirli quei lanci, le seconde palle le devi aggredire, quindi devi stare più alto, non fare finta che parti dal basso, si abbassano i difensori, si abbassa Gilmour e poi scavalchi, perché a quel punto consegni la palla all'avversario.
Ah già, Fabio, ah già, che poi è storia che Kvara era già stato scavalcato da Neres, eccetera, la grande. Mi sarei aspeccato Vergara, falso 9, solo io ce lo vedo, abbastanza bilanciato con i parigini, ma Vergara è un bel giocatore, a me non, veramente spesso nei vari ritiri ho visto un giovane molto molto interessante, credo che debba stare a centrocampo, però ha secondo me la capacità di giocare offensivo in qualche zona. Calma e gesso, dopo 5 minuti di partita capiremo, esatto. Forza Kevin, forza Lang, Conte out, però no, forza Kevin, forza Lang, forza anche Conte, nel senso che non perché uno lo vuole difendere, ma perché dobbiamo vincere sta partita. Quindi dobbiamo sperare con tutte le nostre forze, anche se non siamo d'accordo, come adesso mi sto esponendo io, non sono d'accordo con la scelta, non mi fa impazzire, ma spero che a fine partita io vi possa raccontare a caldo: grande idea di Conte, io non lo avrei fatto, ecco perché lui è un allenatore vincente dell'allenatore del Napoli e che io sto nella stanzetta a raccontarvelo. Quindi questa deve essere la nostra speranza, cerchiamo di non essere innamorati solo delle nostre idee per poter dire poi alla fine: hai visto, che ci voleva a saperlo, a capirlo, lo dico io, come fa a non capirlo lui? Non posso pensare che Conte faccia una cosa che sia sbagliata di proposito. Un'idea l'avrà, dopodiché l'idea può funzionare o no, e questo è. Gutierrez idem, fa parte di quei nuovi che lui ha detto che ancora non sono pronti. Un altro spunto è che lo stesso Kivu, che invece adesso è diventato un genio nella narrazione generale, gli hanno chiesto di Luis Enrique e lui ha detto: no, ma Luis Enrique non è pronto, anzi io ti dico ancora di più, Diouf non è pronto, non sono pronti, si metteranno al passo con gli altri e verranno utilizzati. Però sono due rispetto agli altri, per esempio un Bonni è stato messo subito dentro e sta funzionando, il Pio Esposito non ne parliamo proprio, Susic hanno fatto meno operazioni significa anche che tu hai un impianto un pochino più già pronto e più largo. Quando devi fare molte operazioni, è questo che poi chi vuole, che ha voluto commentare le parole di Conte in un certo modo, non lo dice perché fa più comodo andargli addosso, dichiarazioni inaccettabili. Significa, quando ne devi fare così tante, che la squadra ne aveva bisogno. E quando la squadra ne aveva bisogno di così tante operazioni, ovviamente non si possono fare operazioni da top player da mettere in panchina, e quindi ci vuole un po' di, ecco la pazienza che chiedeva, ci vuole un po' di tempo per aspettare. Se ci aggiungi le defezioni che non danno il tempo ai nuovi di inserirsi, ma devono essere inseriti subito, Lukaku l'avevi apparato con Højlund e manco Højlund c'è, e Rachmani è subito quello dentro, e perdi pure Lobotka, diventa un po' più complicato. Ma questo è, vi bacio, vi abbraccio, la lascio breve, siamo ai 18 minuti, quindi è quasi riguardabile. Se vi siete collegati adesso, tornate indietro proprio per un attimo, così capite le mie considerazioni sulla formazione. Ci vediamo subito dopo la partita. Lasciate i like, noi siamo a 100 like, possiamo arrivare a 300 così all'improvviso, poi dopo quelli che se la vedranno alla fine, magari per attesa, che mo mancano una quarantina di minuti, ci avete tempo di guardarvi questi 19 minuti, vi abbraccio e vi bacio, e lasciate pure i like dopo, per un fatto di cortesia, eccetera, eccetera. Forza Napoli, sempre, forza Napoli sempre, perché il Pisa, avete visto, sono diventate virali, i milanisti vanno troppo in freva quando gli tocchi le cose, ma che ci vuoi fare?